Vola! Vieni qua dietro. Insomma, se non ti si vede. Allora c'era. Eccoci, Buongiorno a tutti. eccoci. C'era il buon Max che stava cantando Vivi la vita che vuoi vivere. Non è quella di Mengoni, a cui facciamo i complimenti per aver vinto il 73esimo Festival di Sanremo, che ha seguito fino alle 3 di mattina. Quest'uomo infatti no, David. No, io non l'ho seguito, non l'ho seguito. Max, tu sì che hai seguito. L'ho seguito abbastanza, sì, dai. Ieri abbastanza. sera devo dire che fino alle 11:30 sono riuscito a stare in piedi. Poi Ma dopo soprattutto ho grande dato inizio forfait. ai pronostici, devo dire, complimenti ad Andrea, che anche lui è andato a festeggiare probabilmente 3 su 4 fino adesso. Non è iniziata benissimo. Ormai mi ha superato e devo dire che... Come ti ha superato? Beh, diciamo quasi, insomma, Ah. è vicino, è molto vicino. Questo significa che dovrò lottare per mantenere il secondo posto e sarà molto molto dura. Comunque, se devo essere sincero, la dimostrazione che l'Atalanta ha fatto... Cioè non ci si può fidare dalla Lazio, parliamoci chiaro, ecco. E l'Atalanta... Parliamo di tennis. Ah sì, parliamo Cosa di succede tennis. oggi pomeriggio? Ore 15, Montpellier, c'è la finale tra il nostro Sinner, che riesce a tornare in finale in un torneo ATP 250, e giocherà alle ore 15 contro Cressy, Americano. Non è sì, francese? ex francese, perché era francese, quindi ex francese. Cressy, insomma, un cliente tosto, perché naturalmente ha un grandissimo servizio, però è un buon Sinner, quindi vediamo un attimino come sarà questa partita. Poi c'è da alle segnalare 16 c'è anche il rugby, c'è anche il Inghilterra rugby, c'è da Italia. segnalare altre due finali. C'è la finale tra Isner, no, anzi no, ancora non c'è, perché a Dallas non hanno ancora giocato la finale. Esatto, no, la semifinale, perché Fritz ha perso la semifinale contro Fritz, che è l'amico di Sdrigo. Ibing, esatto. Mentre abbiamo la finale a Cordova contro Baev e Coria Ivan in Argentina. Quindi in Ramiro. Argentina ricordiamo che adesso dalla prossima settimana incomincerà il torneo di Buenos Aires, dove ci sarà il nostro Fognini e Musetti, quindi tutti e due. Musetti come testa di serie, visto che è il numero 18 del mondo, e invece Fognini naturalmente come qualificato, insomma farà parte del torneo. E il grande ritorno di Alcaraz in questo torneo, perché dopo l'infortunio finalmente è in campo. Finalmente uno che sa giocare a mentre tennis, Berrettini non pervenuto, non si vede, non si sa e non si sarà conosce. andato Ha via con la tutto, satta. esatto, sta facendo delle sattate incredibili. Bene, detto del calcio dell'Atalanta che ha vinto con la Lazio, il Milan venerdì si è ripreso, ha vinto 1-0 col Torino. Poi c'è stata la sorpresa dello Spezia che vinceva 2-0, finisce 2-2 ad Empoli. Questa l'ho presa Lecce... forse? No, Neanche non l'hai questa presa. neanche Lecce Roma 1-1. Vuoi dire? Neanche aggiungere questa ho qualcosa preso. su Bene, Lecce Roma? ottimo, 0-0. Non aggiungo niente. Del basket vuoi parlare? Che in Eurolega No, continuiamo Eurolega. a perdere. Abbiamo preso una saponata calcetto, dalla Virtus. Mazzanga contro il Cornedo. Sì, beh, aspetta un attimo che stavo dicendo la scusa, saponata saponata. della Virtus. Lui interrompe sempre. Esatto, appunto. Dai, del Cornedo, e poi il Pordenone invece che ha fatto? No, che 4 pelliccioni mi sono rimasti. No, non lo so. Ah, non sai, ok. Queste notizie a metà. D'altronde, cosa vuoi? Il Pordenone è messo male perché ha Sì, pareggiato, 2-2, ha pareggiato in 2-2. casa. Perdeva 2-2. Ma la copertina della Gazzetta, caro Federico, dove è scomparso? È scomparso Federico. La copertina della Gazzetta, per piacere, perché il pubblico vuole vedere. Allora, eccolo qua. Vedete, c'è che si bussa all'Inter. Questa è la notizia. Grazie Fede. Prego. Abbiamo visto il nostro edicolante di fiducia, da cui attingiamo tutte le notizie. Direi che è Esatto. giunta l'ora quindi di andare a bere il caffè. È giunta sì. l'ora, è giunta l'ora. Quindi prima la diretta, poi il caffè. Esatto, È perché abbiamo giunta sovvertito l'ora, i pronostici andiamo oggi. là. Purtroppo, d'altronde, ma poi tu hai fatto notata, quindi fino alle 2 per vederti se avevi Fino vinto alle il 3 Fanta- casomai. Quanto io hai fatto al No, Fanta Sanremo? Non lo si sa ancora. Ah, Comunque non lo per si il sa. momento poi decreteremo nei prossimi giorni il vincitore. Io non ho appena- partecipato perché non sapevi, non conoscendo- conosci il valore del baudo. Esatto, cosa volete? Io conosco, di quei cantanti lì io conoscevo 4 cantanti, tutto il resto non li conoscevo. Tutto il resto è noia, come Eh, diceva Franco Califano. Bene, a tutti buona giornata, buona domenica. Mi pare che abbiamo detto tutto molto velocemente. Sì, la Goggi è stata squalificata. Purtroppo la no, Turtoni è 13esima, uscita, è Ha vinto uscita. una... Ha inforcato anche oggi? È inforcata ieri. ieri è no, inforcato, vabbè. e ha vinto una Elvetica. Sì.
bravo. Fury. Oggi, Fury. sì, Non Fury che è Fury. il tennista. Sì, sì, Nick Fury. Nick Fury è il pugilista. È il pugilista. Ma che pugilista? Non è quello Fury di... è quello il de... pugilato. No, Fury, Nick Fury a Fury. cavallo del West. No, è vero. No, è un'altra roba. Nick Fury è quello dei Marvel, della Sì. saga dei Marvel. Vabbè, Ok, comunque ragazzi, mi pare che abbiamo Ciao, detto Claudio. tutto. Buona domenica. Un saluto anche da David. Esatto. Settimana prossima sarà in quel di San Siro, quindi lo ricordiamo che va a vedersi. Ma non Inter Udinese. è vero, non è vero. Quindi Non so niente. se hai trovato il Hanno trovato il biglietto. biglietto. Sì, è trovato perché mi Non aveva è vero, ho proposto a detto non è me e vero. lui sa Ho benissimo detto che non io è alle vero. ore 9 di Ehi, sera non posso tornare non al è vero, alle 3, non è vero. 6, 7. Non falsificare non è vero, le non è cose, vero. è falso. Quando va a Udine non mi invita, invece vedete quando va a San Siro mi invita sapendo che si torna alle 7 del mattino del giorno dopo e quindi attualmente riesce a invitarti. È incredibile, è incredibile. Vabbè ragazzi, che volete che Buona dica? domenica. Ciao a tutti. Ciao.